Buonasera per la quarta giornata di Coppa Italia di fronte l'Hockey Seregno e l'Hockey Trissino. Le formazioni: il Trissino con il numero 7 Reniero, con il numero 13 Cazzola, con il numero 43 Flaminio, con il numero 95 Fortuna, con il numero 9 Tognetti, con il numero 47 Ceretta, con il numero 5 Francesco Tognetti, con il numero 6 Ciambetti, con il numero 11 Boscaro, con il numero 28 Edolanaro. L'allenatore è Carlo Bertinato. Il Seregno con il numero 6 Bellini, con il numero 18 Uboldi, con il numero 33 Tremolada, con il numero 7 Tessarolo, con il numero 12 Reggio, con il numero 9 Lazzari, con il numero 36 Febbo, con il numero 8 Duroni, con il numero 14 Colombo, con il numero 2 Velasquez. L'allenatore Luca Giaroni, l'arbitro Matteo Fermi di Piacenza e l'ausiliario Simone Brambilla di Agrate. Siamo entrati in diretta per questa quarta giornata di Coppa Italia di fronte al Seregno al Trissino, gara, le informazioni le avete appena sentite, gara complicatissima per il Seregno, che dovrà fare a meno, oltre a Vaghi che è in fase di recupero con quel problema, con la bruttissima distorsione alla caviglia, a cui nella prima giornata, nella terza è arrivata anche la distorsione alla caviglia per Capitan Fiazza, e quindi Seregno senza due rotazioni, squadra cortissima, vedremo tanti minuti sicuramente Duroni, Bellini e anche Colombo, classe 2011, 14 anni, ma davvero un piccolo talento da tenere qui, cantera seregnese, tantissimi ragazzi della scuola seregnese in pista questa sera, forse probabilmente solamente Uboldi, Lazzari, Velasquez e Tessarolo credo non siano di Seregno, e per una squadra lombarda è un totale record tra Serie A1 e A2, di cui comunque il Seregno è l'unica rappresentante della Serie A2 del girone della zona 1 dell'hockey italiano. Seregno e Trissino invece, che è allenato da Carlo Bertinato, sono metà squadra di questa, si allena con la Serie A1 di João Pinto, squadra che ha nazionali come Ray Flaminio e Francesco Tognetti. E poi altri bravissimi ragazzi da Fortuna, Ceretta, Filippo Ciambetti, che è arrivato da Sandrigo, lo abbiamo visto chi ha seguito le finali giovanili qui a Seregno, insomma il figlio di Bruno Ciambetti è sempre è un talento davvero importante del nostro hockey vicentino, grazie al cielo lavorano molto bene, ce n'è bisogno per tutti, che escano giocatori di altissimo livello, e insomma la metodologia di lavoro della formazione campione d'Italia in carica con questo che è il farm team, noi non si usa mai, raramente si usa nell'hockey italiano questo aggettivo. In realtà il farm team è proprio come in tanti sport un po' più strutturati, la lega di sviluppo, nelle leghe di sviluppo il farm team è la seconda squadra. Vedete Matteo Fermi, il figlio del compianto grandissimo arbitro Gianni Fermi, che chiede a Ray Flaminio e al portiere del Seregno Leonardo Reggio. Si parte, vediamo i titolari, tanto la prima conclusione con il numero 5 Tognetti, Francesco Tognetti, con il numero 7 Jacopo Reniero, con il 9 Andrea Tognetti e con l'11 Edo Boscaro. Attenzione, tanto vicinissimo subito il Trissino al gol, qua Velasquez che anziché andare a sinistra, a destra si accentra e viene chiuso. Febbo, Capitan Febbo questa sera senza di Vaghi, e poi chiaramente col fatto che il capitano Luca Tremolada sia in Germania a Stoccarda per studi, per completare il suo percorso di studi e la sua di laurea, ex capitano Luca Tremolada, e quindi non fa parte della rosa di quest'anno purtroppo, ma il capitano questa sera, visto che è Mauro Fiazza il titolare della fascia, con l'infortunio di Fiazza, Edoardo Febbo, seriese doc 100%, è davvero un ragazzo che è cresciuto tantissimo dopo, sapete ormai lo racconto in ogni partita, il suo stop per un anno dopo quel gravissimo infortunio dove veramente ha rischiato la vita, e il Seregno ha recuperato un giocatore ma alla grande, vedete qui va a recuperare e a pressare su Jacopo Reniero,
formazione molto fisica, i due Tognetti che ogni volta che li vedo a distanza sempre di qualche mese li vedo sempre più alti e strutturati. Qua c'è il raddoppio proprio di Febo, avete visto come è stato bravo a eludere anche l'intervento di un avversario vicinissimo al gol. Velasquez sull'assist di Lazzari, Gioele Lazzari, l'ex di giornata, qua Santi Velasquez a scippare una pallina a Tognetti, e poi seconda occasione, partito bene il Trissino subito alla prima puntata offensiva, e poi qua Seregno ha avuto due ottime palline. Qui il capitano Reniero, la conclusione, bravo Reggio sul rebound, qui lotta, attenzione Febo che ha due uomini addosso, bravo a cercare di concludere, la palla resta lì, occhio a Ray Flaminio che reduce lui anche dall'europeo di Viareggio di fine agosto. Qui l'Italia purtroppo non ha portato a casa medaglie. Ora Tessarolo, Lazzari, Velasquez e Febo, i quattro ovviamente del Seregno, con Marco Tremolada diciamo l'unico cambio di categoria, e poi come avete sentito nelle formazioni Francesco Bellini, Andrea Duroni e Leonardo Colombo. Andrea Duroni l'anno scorso andrò anche a segno. Comunque squadra davvero in emergenza quella del Seregno. Qui cade Febo, non c'è fallo da parte di Boscaro, e Tognetti che libera Francesco di prima, qua tiro piazzato e va molto qua Febo, attenzione perché sul lancio Tognetti ostacola Febo nella ripartenza, nel tentativo alzarsi con malizia, è andato con la spalla a toccare Febo. Vediamo che però c'è il blu, no? Non ho visto il colore del cartellino, il blu. Ok, perché era proprio girato, non l'ha mostrato. E quindi c'era un ipotetico blu per il Trissino, quando si è rialzato Tognetti in realtà ha proprio spinto via Febo a pallina lontana, ha colpito l'avversario, e quindi da 21:39 fino a 19:39, vada come vada col nuovo regolamento, chi segna non conta. Si giocherà sempre in power play. Io ogni volta non posso esimermi dal pensare che una punizione, nel caso il Trissino segnasse 2, 3, 4 gol per un fallo venale come questo, per niente cattivo, comunque una spinta, per quanto è la gravità del fallo, la sanzione è totalmente eccessiva, inadeguata, inappropriata in questo e in tantissime altre situazioni, perché insomma incassi un gol, diciamo pari e patta e ok, però con 2 minuti una squadra può anche segnare 2, 3, 4 gol comodamente in 120 secondi. Quindi primo power play che si concluderà, come vi ho detto, a 19:39. Qui un cross, qui una palla di Boscaro alta. Lazzari chiede, Reggio la tocca a Lazzari, ma un po' un mezzo pasticcio, perché poi il Trissino attenzione al Trissino che ha ancora un possesso, è un 3 contro 2. Boscaro, e ora la pallina fuori. E dunque c'è un grave errore, anche quel fallo da parte dell'arbitro Fermi, perché la palla andava battuta all'angolo. Adesso giustamente c'è stato un po' di proteste in tribuna, direi giustificate. Comunque Tessarolo che è in possesso di sfera con Tognetti che lo pressa. Domani Valdagno Montebello completerà il quadro
di questo girone A della Coppa Italia, dove il Correggio sta dominando. Ha vinto le prime 3 partite in testa a 9 punti. A 3 ci sono Trissino e Valdagno, a 1 il Seregno e il Montebello. Qua Boscaro, attenzione a Tognetti, non arriva Francesco Tognetti. E Tessarolo, ancora il Trissino. Ancora 7 secondi, poi entrerà Marco Tremolada. E invece a 4 secondi dalla fine del power play è arrivato il gol del Trissino, con Marco Tremolada che stava per rientrare in pista, e dunque Trissino avanti 1-0. Ora Tremolada anticipato, Tessarolo e Velasquez. Ceretta, entrato lui, vedremo sicuramente tante rotazioni da parte di Carlo Bertinato. Dentro il Velasquez che si sostituisce a Reggio, recupera, poi riparte, va in contropiede con una grandissima conclusione da parte di Santi Velasquez. E ancora il Trissino che va là, però catalizza e legge bene la situazione Santiago Velasquez. Seconda pallina consecutiva recuperata. Perché 5 secondi? Sono 10 secondi. Io no, fermi, insomma, un paio di errorini tecnici clamorosi in questo inizio. La punizione è battuta da in mezzo all'area anziché all'angolo, e qui un recupero di palla, forse erano 10 secondi e non 5. Ora Tognetti. Lazzari si allunga, è molto bravo a recuperare questa palla contro il numero 5 Francesco Tognetti, i due fratelli Francesco e Andrea Tognetti. (21 aprile 2008) per i gemelli Tognetti. E qua Ceretta, bravo Velasquez a passare davanti all'avversario e andare in sponda per Tessarolo. Tessarolo si accentra, ha una punta di velocità con Tognetti che va a pressare alto. Tessarolo deve affrettare il passaggio, che è pericoloso perché viaggia per linee orizzontali, e dunque pallina che viene gettata in tribuna. 1-0 dunque per il Trissino, proprio a 4 secondi dalla fine di quel power play. Ora Lazzari va a recuperare pallina, tante le palle recuperate da Lazzari. Velasquez adesso dalla difesa seregnese che non sta più concedendo tiri al Trissino, e ora qua Velasquez per Tessarolo, poi lo stesso Velasquez recupera e va a concludere. Seregno che comunque sta approcciando bene il match, nonostante il gol di svantaggio spesso avalla le parti di Re Flaminio. Trissino che vedete arriva sempre alto e poi rischia di perdere sfera. Questa è un'altra pallina persa senza riuscire ad andare a concludere. Momento di così, leggera difficoltà per il Trissino. Cosa è successo? Attenzione, fatemi vedere. Giallo a giallo.
io mi astengo da qualsiasi commento. (17:20) alla fine di questo primo tempo, 1-0 decide per ora Boscaro. Tremolada attaccato da Tognetti, che poi recuperi, finisce Francesco, ma poi Marco Tremolada viene un 3 contro 2, fa tutto a una mano e fa un gran lavoro qui Marco Tremolada. Non è riuscito a servire Tessarolo, d'altra parte il Trissimo, la conclusione esce chiudendo lo specchio con il petto. Una parata stilisticamente bella per i fotografi, quella di Reggio. In realtà la conclusione comunque era sul primo palo. Qui Velasquez deve saltare anche il blocco di Lazzari. Adesso Tremolada, sale alto il Trissino e c'è spazio per verticalizzare, si va da Tessarolo in angolo, c'è poi Lazzari che riesce a uscire e Tognetti, Francesco che va di là, Santiago Velasquez a recuperare ancora. Lazzari, occhio, attenzione perché con la balaustra stava rischiando un pasticcio. Poi molto bene questo passaggio di Marco Tremolada per Tessarolo, che prova un tiro accompagnato, la palla gli esce a lato, non è riuscito a chiudere forse bene, ma è stato bravo a raccogliere la sfera, nasconderla e poi andare a concludere qua. Altra palla recuperata dal Seregno, che in questo momento sta giocando molto meglio del Trissino. I Lazzari a lottare con Ceretta. Ovviamente Lazzari conosce molto bene, molti sono ex compagni. Qui Reniero, Tessarolo si fa saltare troppo facilmente, poi bravo Tex a recuperare la pallina. Ancora Tessarolo che vince un rimpallo, va di là e la mette in mezzo per Santiago Velasquez, la palla alta. Bravo poi Tessarolo a crederci in quella situazione. E sta parlando con Giaroni, io credo che ci sia un cambio, forse Febbo tra poco. Situazione cambi drammatica in casa Seregno, quell'assenza, ve lo ricordo, di Luca Vaghi e del capitano Mauro Fiazza. Reniero per Ceretta, apertura Tognetti e poi la chiusura con Marco Tremolada che esce su Ceretta ancora. Attenzione allo slalom di Ceretta centrale, il rovescio, gli si alza la pallina, bravo Ceretta ad uscire. Simone Ceretta, lui classe 2008, 30 giugno 2008. Time out chiamato da Luca Giaroni. Sentiamo poi il time out di Giaroni. A me. No, non tengo la conchiglia, io. Quello che c'è proprio io. Con te allora Qua un attimo, ehi. Occhio che loro, come l'anno scorso, vengono sempre a chiudere in balaustra. Quindi non continuiamo a fare. Santi che ascolti. Non continuiamo a fare questa laterale qua che vengono sempre a chiuderci, ok? Portiamo palla, loro vengono a chiuderci, apriamo dall'altra parte e andiamo. Poi c'è stato un punto che eravamo 1, 2, 3, 4. Ero io in salita, però cioè, se sto salendo io qua uno deve sempre. Se dentro Marco esce dentro un altro, se dentro l'altro esce dentro il terzo. Fanno fatica anche sulla palla che prende il centrale, i tagli degli altri. Levante la testa. Di volte sta andando. Alziamo la testa. Due volte. La palla stava qui, Bozzo. Ehi, Bozzo! Levanta la testa, due volte la palla stava qui. Io te fa il blocco, abbiamo 2 contro 1. Tema tattico quello chiamato da Luca Giaroni, la bagnetta in mano e quindi così a raccontare e a mettere tranquillità ai propri ragazzi. Time out tattico, l'avete sentito bene. Ora Velasquez
per Colombo, classe 2011, il ragazzino adesso in pista al posto di Tessarolo, poi Febo, ancora Febo, gira, si alza Velasquez e resta Colombo sulla metà pista. Davvero pazzesca la crescita di Colombo, sotto le mani, la guida sapiente di Luca Giaroni. Qui c'è un anticipo netto di Ceretta su Velasquez, quindi pallina recuperata, Francesco Tognetti e Ceretta a fare da barriera, Colombo e Febbo con Marco Tremolada dietro la porta e Velasquez lontanissimo. Marco Tremolada, ancora Tremolada, va a gioco di stecca, bravo Tremolada, Febbo, finta, controfinta, metà pista, tiro che viene strozzato lì e ora Reniero, Andrea Tognetti per Reniero, lavoro di Fortuna in mezzo all'area, Luca Fortuna, ragazzo molto rapido, bravo di stecca Luca Fortuna, gira dietro porta, 95, ancora Reniero, Ceretta, poi Ceretta deve liberarsi, la difesa del Seregno funziona molto bene questa sera, non ha concesso praticamente nulla, insomma Reggio un paio di parate, nulla di trascendentale, gol giunto in superiorità numerica quando ormai era 4 secondi dalla fine, il Trissino fondamentalmente non aveva commesso granché, Seregno che è andato forse più volte dalle parti di Re Flaminio, un paio di situazioni importanti con Tessarolo e Velasquez. Ora attenzione a questo ingresso centrale, il grandissimo recupero ancora di Santiago Velasquez, bravissimo a recuperare pallina, adesso viene pressato da Fortuna. Reggio qualche minuto che chiede di andare a pulire la maschera a Matteo Fermi. Un quarto di partita se n'è andato 1-0 il punteggio, il gol quello di Andrea Tognetti al 19:43. Velasquez cerca in sponda Marco Tremolada, anticipato bene da Reniero, e ora Fortuna che attacca Colombo e ancora Velasquez che recupera, alza la testa, va di là, Santiago Velasquez, la palla gli corre via nonostante il tentativo di controllo. Ora Giulio Lazzari, bravo a intervenire Reniero, fa un ottimo movimento difensivo Jacopo Reniero. Ora Fortuna per Ceretta, finta il rovescio, gira dietro porta, usa molto il rovescio Ceretta, da lontano, palla recuperata da Velasquez ancora una volta sulla conclusione Febbo, Veronica, poi va in mezzo la palla Marco Tremolada, forse l'occasione più ghiotta, sfera che esce di 4 dita dalla porta di Flaminio, che comunque effettivamente di parate così colossali non ne ha fatte.
Ora c'è Fortuna dietro porta, ancora Luca Fortuna, sale Reniero e poi Ceretta, bravo, molto bravo Ceretta, ed è Santi Velasquez che viene anticipato, va Colombo, bravissimo, va da Febo, molto bravo Febo al primo controllo, poi gli sfugge di un poco la pallina Marco Tremolada e Santi Velasquez con come un'ombra, Reniero lo segue e qui c'è un fallo di squadra. Era né più né meno del fallo che ha dato Blu a Febo, era identica la situazione probabilmente, solo che la identica, però insomma. Cioè, così un'aleatorietà nella distribuzione dei cartellini, quando l'arbitro dovrebbe sempre mantenere lo stesso metro arbitrale su ogni situazione. Questo è l'errore più grave che viene commesso, al di là poi di quelli tecnici di punizioni battute nell'angolo o di 5 secondi anziché 10. Santiago Velasquez ancora in possesso di sfera, anticipato da dietro molto bene, ora Tognetti e bravo Marco Tremolada che spinge l'avversario e secondo Fermi è rigore, secondo il metro di Fermi che adesso va anche oltre al rigore, vediamo cosa tira fuori, quale cartellino, anche il giallo. Secondo il metro di Fermi probabilmente potrebbero esserci 12-13 blu a partita e una ventina di rigori, perché è così, è così. Camilla, gli dici qualcosa per favore? È ridicolo. Dunque rigore sul quale c'è Francesco Tognetti, no, sì, numero 5 Francesco Tognetti, che stanno già 4 gol con l'Under 23 nel 7-4 al Breganze, 2 nel 20-1 nell'Under 19 contro il Sandrigo e altri 4 in Coppa Italia, quindi 10 gol in 5 partite per Francesco Tognetti. Insomma, lui è un ragazzo che ha grandissimo talento. Vediamo dai 5:40, avanza e poi prova una piccadigna, il rigore è parato da Febo, bravo a stare fermo, Tognetti che aveva fintato la conclusione, poi è avanzato con le nuove regole come si faceva, insomma si poteva fare una trentina d'anni fa, diciamo, gente come Franco Amato insomma gli ha segnati una valanga di gol su rigore muovendosi con 2 o 3 finte, ma Franco era Franco. Adesso Santiago Velasquez, ancora Velasquez che perde il controllo della pallina e va di là Luca Fortuna, Veronica, poi perde la sfera, è un 3 contro 1, Febo arriva in mezzo, non riesce a concludere, c'era una linea di passaggio forse per Velasquez, ma aveva un uomo a destra e uno a sinistra, non è riuscito a concludere e poi attenzione adesso la palla tirata da Tremolada, colpisce il corpo dell'avversario, però questo da regolamento non è fallo, ma per il signor Fermi sì, e quindi una punizione per il Trissino. Io credo che comunque una ripassatina al regolamento insomma ci vorrebbe, anche perché chi ha la giacchetta in questo caso così verde pisello e non nera come al solito dovrebbe insegnarlo. Palla stoppata molto alta al numero 6 Filippo Ciambetti. Classe 2010, sì, 3 settembre 2010, Filippo Ciambetti.
Ora Tessarolo, un pressing a tutta pista da parte di Andrea Tognetti, molto bravo, occhio al Trissino che va di là con questo bel passaggio di Francesco per Andrea, e combinazione tra i gemelli Tognetti, ed è bravissimo in questo caso Leonardo Reggio a tenere in partita i suoi. Febbo nell'angolo davanti a sé, Ciambetti arriva a chiudere Ceretta, Tremolà da lottare in mezzo all'area, bravo, nell'alza schiaccia Febbo, e bravissimo Ray Flaminio, portiere che ha una grandissima qualità. Ray Flaminio comunque può lavorare con due grandissimi portieri come Stefano Zampoli e Bruno Sgaria, quindi il fatto proprio di avere anche due portieri così tecnici come come i due portieri della nazionale, c'è più Gnata, sono attualmente loro due, anche se c'è anche Mattia Verona che però a Bassano ovviamente al ruolo di secondo. Torniamo qui su questa partita. Ceretta 3, Ciambetti, e la palla viene fermata da Reggio, si dispera Ciambetti. Al replay Matteo di questa azione, grazie, vediamo il tiro di Filippo Ciambetti, tanto Tessarolo ha recuperato sfera, dai vai 1, 2, 3 il triangolo, e la palla gli resta un po' sotto, schiacciata. Torniamo in diretta con Febbo che va a tirare, ha avuto una buona occasione ma gli è stata veramente troppo schiacciata e gli è uscita rasoterra la pallina a Ciambetti che si è disperato. Non bisogna davvero stare a pensare a un errore, poi un giocatore molto intelligente Filippo Ciambetti, lui che gioca nella 17, la 19 e la 23 fa con il Trissino, è così che si fanno crescere bene i giocatori. Qua Reggio, uscita monumentale con la stecca, ha tolto la pallina, il palo interno di Lazzari, la grandissima parata di Reggio. Se riusciamo poi Matteo a vedere il palo e l'azione di là, l'uscita di Reggio che è stata veramente perfetta. Qua un'altra parata con il casco, ha preso una pallina sul volto, una gran botta da parte di Tognetti, e di là c'è stato il palo di Febbo, cioè Matteo che lo vediamo, adesso c'è il time out, Lazzari, gran rovescio, sì, c'era il buco, palo interno e palla che salta in pista, centimetro e mezzo, 2, e sarebbe stato veramente vicinissimo al gol di Seregno, vicinissimo davvero. Ma tutto nasce da l'uscita con la stecca da parte di Leonardo Reggio, che ha fatto veramente un gran lavoro. 7-19. Quando la palla va giù, giochiamo in due qua, vediamo se c'è l'uomo fuori dalla porta, passaggio e triangolo subito. Se vedono giù che si chiudono, che palla fuori e tiro, Fermiamoci anche dietro la porta. Raga, facciamo. Mi è arrivata una palla in marcatura su Tognetti. Giriamola nell'angolo, ci arrivo per forza prima io. Se aspettate che sono lì, dovete tirarla nell'angolo quando non sono ancora arrivato. Bellini con Tessarolo, Lazzari e Febbo, di là Tognetti, Ciambetti, Reniero e Andrea Tognetti, quindi Francesco Andrea in pista. Vedo bene. Il 5 e il 9 in punta. Eccoli là davanti a Lazzari che esce per Tessarolo, anticipo pulito, bravo Febbo andare da Tessarolo, gli detta una linea di passaggio Tessarolo per Febbo, ma poi non riesce. Bellini deve entrare in area perché non c'è nessuno, c'è Febbo sulla propria laterale, finisce in un vicolo cieco Tessarolo, e poi attenzione questo scarico da questa parte, un Ciambetti che va da Tognetti, è grande Febbo a recupera la sfera, ma poi arriva Tognetti che va a concludere, la porta è vuota, gran numero da parte di Leonardo Reggio che toglie la gioia del gol per una seconda volta a Ciambetti. Bravissimo Reggio, sta parando su ad altissimi livelli in questi primi 19 minuti. Reniero si apre, tira, Reggio la deviazione con la pallina che salta dall'altra parte.
Tessarolo cerca Bellini, ovviamente Bellini anche lui deve abituarsi a questi ritmi della 2. Qui Febbo, fallo di squadra abbastanza evidente su Jacopo Reniero. Sì. 19esimo di questo primo tempo, che è anche piacevole al di là di quello che avete potuto intravedere. Purtroppo è stato piacevole, le due squadre che hanno giocato molto bene. I Ciambetti raddoppiato da Bellini e Tessarolo, e punizione per il Seregno. Fallo di squadra per il Seregno perché non si è allontanato Ciambetti e anche Tognetti. Tessarolo prova ad uscire a sinistra, poi perde un guanto, volato via un guanto, è quello il sinistro di Tessarolo. (5:46), sempre 1-0 per il Trissino, ma Seregno che ha colpito un palo. Adesso Bellini si impegna e poi Tognetti che recupera. Trissino che va di là, bravissimo Febbo a chiudere, poi Tessarolo e Lazzari rifinisce con Febbo, deve uscire il Seregno dalla propria metà pista, lo fa con Febbo, va di là ma aspetta questa pallina saggiamente, poi qui attenzione, arriva il gol di Filippo Ciambetti, questa volta ci vuole una carambola per battere Reggio e dunque arriva lo gol del 0-2. Dunque 0-2, Febbo va di là. Qui la conclusione di Tessarolo, bravo Bellini davanti alla linea di tiro per deviare questa sfera, palla che però termina fuori. Tognetti e Ciambetti. Stilisticamente molto bello. Ciambetti qui va a recuperare una sfera perché era stato anticipato al momento della ricezione. Tognetti, Reniero dietro porta e poi bravo a coprire Febbo e a chiudere Lazzari, palla persa e poi gancio troppo scolastico da parte di Tognetti sul quale bravo Reggio a chiudere, e poi Ciambetti che è attenta alla vita di Bellini e si salva il Seregno. Troppa fretta qui. E dunque pulire il casco, la visiera per Leonardo Reggio. Ora Velasquez prova ad andare via sulla destra, ancora Velasquez attaccato da due avversari, lamenta Velasquez per fermi, è tutto ok. Ciambetti e Tognetti, ancora Tognetti fuori per Andrea Tognetti e Boscaro, conclusione alta
parte del numero 11. Carlo Bertinato ha praticamente fatto già ruotare tutti i suoi, tranne Dolanaro, che è classe 2003, nativo di Breganze, è il più anziano della formazione del Trissino, ed è un 2003. Questo insomma fa capire il lavoro del farm team, della formazione del club campione d'Italia. Ora Lazzari si sistema la sfera col pattino, poi riesce a trovare Febbo deve uscire dalla metapista, fa molto bene Lazzari, gran pallina, Re Flaminio esce ad anticipare, e poi Santi Velasquez molto bravo anche lui del recupero su Boscaro, poi va via, Boscaro si alluta con una spalla per fermi, non è fallo, quindi Boscaro può andare di là. Attenzione perché Reggio deve chiudere il primo palo, c'è Febbo e Lazzari a fare guardia, a fare buona guardia. Febbo tira la conclusione centrale sulla quale il velo di Tremolada non impensierisce. Un ottimo qua, grandissima parata di Leonardo Reggio in controtempo con la punta del guantone sinistro. Questa è una parata importante perché davvero ha tolto la palla da sotto la traversa. Bravo Reggio, molto bravo in questo caso. Adesso il Trissino, Ceretta per Francesco Tognetti, Boscaro di prima, c'è Velasquez che lo francobolla, sale Giuseppe Lazzari, sale anche Ciambetti, resta sul blocco di Lazzari, cambio difensivo chiamato a alta voce da Lazzari, Febbo lo fa molto bene, Ceretta resta lì e il Seregno può recuperare. Attenzione a Marco Tremolada in mezzo a Tognetti e poi lì palla persa e Ceretta, Ciambetti che va a rimorchio molto bene trovando la pallina in uno spazio vuoto, intelligente il tocco di Ciambetti qua, però Febbo scusate riesce ad andare dall'altra parte, si riparte con Tognetti per Ciambetti, ancora Tognetti centrale, questa pallina, ancora un rovescio di Ceretta che resta sempre un po' dietro col corpo, si addormenta al Trissino, il passaggio per Santiago Velasquez è fuori misura di qualche centimetro, poi si inventa una gran pallina, molto bravo Ceretta a lasciare lì Marco Tremolada. E qui Febbo questa sera ha giocato ancora una grande quantità di palline, Edoardo Febbo, davvero fa piacere vederlo, perché dopo un anno passato a recuperare da un incidente stradale così grave come quello accaduto nell'agosto del 2024, vederlo a questi livelli è solo un piacere, ma qualsiasi squadra si tifi. Qua grandissimo gol di Boscaro che trova il 3-0 con una piccadigna deliziosa sotto l'incrocio dei pali. Allora Tessarolo prova ad andare di là e si schianta un minuto alla fine, Trissino avanti 3-0. Fallo di squadra Tessarolo e Boscaro, due vedete sportivissimi. Tognetti per Ciambetti, gran pallina, esce molto bene Reggio ancora una volta con la stecca, molto abile e veloce Reggio nella sua uscita con la stecca per anticipare l'avversario. Attenzione qua Tognetti e Tessarolo. Secondi alla fine, non potrà andare fino in fondo perché ne è ancora uno. Bravo Boscaro col rovescio a andare a far sibilare la pallina sopra la traversa e di fatto a mandarla anche lontano dalla ripartenza seregnese, che ha 6 secondi per andare a tirare, e Flaminio che riprende poi con una grandissima parata su Lazzari,
vicinissimo Lazzari al 3-1 con questa girata. Prima il palo, adesso questa bella girata di Lazzari, e dunque finisce 0-3 il primo tempo in favore del Trissino. Seregno che forse paga troppo questo passivo, Seregno che però ricordiamo deve fare a meno di Capitan Fiazza e di Luca Vaghi con rotazioni veramente all'osso. Ci sentiamo fra 10 minuti.
Ben trovati dal Palazzo Maschini di Seregno, il secondo tempo di Seregno Trissino, sempre Paolo Virdi a raccontarvelo. 3-0 per il Trissino, in una partita sicuramente più equilibrata di quanto non dica il punteggio, ma Trissino ha una squadra davvero molto ben organizzata e con una ottima cifra tecnica e ben allenata, che, insomma, ha sfruttato a dovere le occasioni capitate, con un ottimo Leonardo Reggio, di là anche Re Flaminio, portiere di altissimo livello, il numero 43 Flaminio con Reniero. Vediamo un po'. Boscaro, Tognetti Andrea e Tognetti Francesco, quindi 2 gemelli Tognetti in pista. Qui interviene molto bene Lazzari a recuperare questa pallina su Boscaro, che è stato l'autore del terzo gol, del più bello della serata, una bella piccadigna all'incrocio dei pali. Santi Velasquez qui in azione offensiva, un palo per Lazzari e un paio di belle parate importanti anche per Flaminio, ma niente di trascendentale. Di là invece Reggio 2 volte con la stecca, molto bravo in uscita nell'anticipo dell'ultimo passaggio sul secondo palo, e un paio di parate molto determinanti. Tessarolo che impiega tanto a caricare e tirare, anche Tremolada sul rebound, è rientrata molto bene in pista la formazione di Luca Giaroni. Già, insomma, trova sempre sotto passivi elevati, ricordiamo col Montebello sotto 1-6, poi finì 6-6, settimana scorsa è finita 7-1 per il Correggio, una partita che il Correggio, insomma, ha veramente dominato. Ora resta lì la pallina, Boscaro non la trova più, Tognetti con un sottogamba, Velasquez prova una Veronica, ma è bravo, incollato a lui Reniero. Qui Boscaro si tuffa Tessarolo, la pallina è lì, l'arbitro dice qualcosa. Cosa ha fischiato? Palla Trissino. Ora Reniero centrale, Reniero va sul rovescio, chiude la difesa del Seregno, che è molto brava e abile in questa situazione. Bravo Reggio a chiudere la linea di passaggio di Boscaro. Tessarolo poi raddoppia Boscaro, prova a venire via di lì e dall'angolo, e Velasquez rifinisce. Tremolada, c'è una linea di passaggio per Lazzari che si deve impegnare a sprintare, poi Tessarolo cade, Lazzari che va in girata, Re Flaminio ha compito agevole, poi Boscaro da lì, fallo, la palla per Lazzari. Reggio tocca al compagno e poi Velasquez che la mette in mezzo molto bene. Flaminio in anticipo sul Tessarolo che accorreva sul secondo palo. Adesso questo contropiede trissinese, Andrea Tognetti va a recuperare una sfera che era destinata al fratello sul rimorchio. Ora Tessarolo, ancora Tessarolo, bella palla per Velasquez, legge tutto Francesco Tognetti e recupera. Reniero dall'altra parte va a giocare con Tognetti. Anche il tonnellaggio, la stazza fisica dei gemelli Tognetti e di Reniero sono importanti, soprattutto in questa categoria. Completa tutto Boscaro, che comunque, insomma, non è un peso piuma, e qui molto bravo a andare su Tessarolo. E poi Lazzari da lontano, la deviazione, bravissimo Lazzari per Santiago Velasquez. Questa era un assist al volo, è molto bravo sulle palline al volo Santiago Velasquez, che è ovviamente un ottimo difensore, ma anche davanti alla porta ha fatto già vedere di essere elemento molto capace.
Tessarolo vince un contrasto, poi va dritto per dritto su Reniero che si protegge con una media vuelta, poi bravo a fare possesso palla Reniero. Questo è il fallo contro Tremolada, che poi probabilmente prende anche di riflesso una steccata. Adesso questo rovescio largo di Reniero, un po' velleitario. 3 minuti di questo secondo tempo. Ancora nessun gol nella ripresa. Tanti gol invece nel primo tempo nelle altre partite. Perché in Serie A, ad esempio, il Trissino, la prima squadra del Trissino, avanti 8-3 a Forte dei Marmi. Novara a Giovinazzo 6-5, 11 gol all'inizio ripresa. E poi tanti gol, Lodi Breganze 2-2, il CGC che vince a Valdagno 3-2, Follonica Sarzana 1-1 e il Monza che vince a Grosseto 3-2. Anche nella partita tra due squadre che saranno avversarie di Seregno e Trissino, ovvero nel gruppo B della Coppa Italia, Rolle Bassano 3 e Tiene 2, e poi c'è Recoaro Montecchio domani alle 18 e Valdagno Montebello insieme a Bassano Castiglione. Veneto come sempre catalizzatore, insomma, del nostro hockey. Fa di squadra 5 contro il Trissino, 4 contro il Seregno. Momento di stanca. Può ripartire adesso Seregno che recupera la sfera. Marco Tremolada, Andrea Tognetti lo attacca altissimo e poi Santi Velasquez, punta di velocità laterale, Santiago Velasquez gira dietro porta, c'è il fallo netto di Boscaro che lo spinge per fermi. È un non fischio errato oggettivamente. Poi Tognetti dentro, bella conclusione da parte di Reniero. Qui Tessarolo, Santiago Velasquez questa volta buca l'aggancio della sfera e recupera in possesso la formazione vicentina. Poi andrà di là con Francesco Tognetti, blocco e taglia verticale Reniero per dare profondità alla propria squadra. Boscaro, il capitano del Trissino, e si rifugia da Andrea Tognetti. E poi sempre il aggancio, fallo di squadra contro il Seregno e siamo pari, 5 pari. Poi mano in tasca per Fermi, ammonito anche Velasquez. Reniero attacca Marco Tremolada, Tessarolo arriva, Tremolada rifinisce e Lazzari, mezza Veronica, passaggio in diagonale di una ventina di metri che non trova l'appuntamento i compagni, e quindi bravo qui Tognetti con la stecca e con le finte andare a mettere una pallina in mezzo, poi una deviazione ancora Boscaro per Francesco Tognetti. Qui buca l'aggancio Boscaro, ma così salta Velasquez, colpisce un palo clamoroso. È iniziato tutto da un errore tecnico sullo stop della pallina, la pallina gli è sfilata lunga, è stato bravissimo poi a coordinarsi e andare con un gran dritto da quella posizione. Questa volta gli esce raso terra e qui Marco Tremolada che non aggancia la pallina di Tessarolo per un nulla e sfuma il possibile 2 contro 2 offensivo della formazione di casa col Trissino che riattacca. Ancora Francesco Tognetti per il gemello.
c'è Ceretta sul cancelletto. Qui grande Veronica e ancora la stecca di Reggio che la usa molto bene. Tessarolo, 2 finte, bravo Marco Tremolada entra in area e poi Ray Flaminio con la parata forse più difficile di questo secondo tempo, anche se la conclusione di Marco Tremolada era molto ravvicinata e l'angolo ben chiuso. E dunque Tessarolo ancora mette dentro una gran pallina, mamma mia, l'assist di Riccardo Tessarolo, il gol di Santiago Velázquez, assist davvero dolcissimo quello di che adesso Matteo Corbetta ci farà rivedere. Guardate Tessarolo che bravo, Velázquez taglia, bravissimo, fa passare la pallina sotto la stecca di Francesco Tognetti. Il Sernio trova il meritatissimo gol del 3-1 a 18 dalla fine. Ora Ceretta, un tocco al quale Marco Tremolada può intervenire, recuperare, e qui Reniero finta contro finta va sulla sua laterale. Francesco Tognetti e Marco Tremolada, bravo Tremolada a uscire subito al volo servendo il compagno di squadra Lazzari. Va per lungolinea, poi si deve fermare Febo, la gran patinata di Reniero e la gran conclusione di Boscaro. La palla credo che abbia colpito la base del palo, anche se probabilmente Reggio da lì avrebbe chiuso, però bravo con il tiro spazzato così di massariana memoria. Ora il Trissino prova a far saltare questa pallina, bravo, con la fantasia Tognetti da lì ha provato a fargliela saltare sopra il guanto. Ora Febo che lavora, bravo Febo per Tremolada, dentro Febo, questa pallina di Tremolada forse un po' troppo forte e a mezza altezza, quindi era difficile da concludere. Sul secondo palo stava andando Tognetti per il fratello. Attenzione intanto Lazzari, gran lavoro di Lazzari, forse qui c'era anche più di mezzo intervento falloso su Giovanni Lazzari. Ceretta, e poi Lazzari che rifinisce e va ad una mano elegantemente da Marco Tremolada. 2 contro, ancora Tremolada che riesce a recuperare questa sfera e poi a porta vuota Lazzari non riesce a infilare la parata di Ray Flaminio. Il grande lavoro di Marco Tremolada, molto positivo il 33, e Ray Flaminio che interviene, è un Seregno che va ancora vicino al gol. Ha trovato un grande carattere questa squadra, che davvero ve lo ricordo, manca un giocatore del calibro di Mauro Fiazza, del capitano, e anche Luca Vaghi che comunque dà molta energia, che insomma sul più bello. Entrambi un problema alla caviglia, un filo più grave quello di Vaghi. Adesso speriamo in un paio di settimane si possa. Bisogna aiutarsi, se la palla è qua, uno si alza, è dato a posto, chiude, aiutiamoci in difesa, aiutiamoci, va bene? Adesso dobbiamo fare gol, adesso dobbiamo... Hai visto il palo, Liberti? Calma, sicura, 45 secondi che non può fare l'azione. Calma, e difendiamo bene la barretta, difendiamo bene il portiere, aiutiamoci in difesa. Primo capito? Dai! Didascalico il time out di Carlo Bertinato, difendiamo bene a Baeta e il portiere anche, insomma, e questo è il momento di fare gol. A parte che c'è sempre un momento per fare gol nei 50 minuti, ma questo in particolar modo perché comunque l'inerzia è del Seregno. Ray Flaminio e poi Ray Flaminio e la grande parata poi sul quale Lazzari non è riuscito a infilare, e dunque portiere al sicuro avvenire, il portiere del Trissino.
la scuola che ha dato Natali a grandi portieri, mi viene in mente su tutti Peron e Nicoletti. Qua Reggio molto bravo in tuffo. Ora Tognetti, altro rovescio, Reggio l'appoggia lì, poi attenzione a mezzo pasticcio, poi ancora Reggio in pantaglia che va a recuperare. Dall'angolo la punizione per il Trissino. Mancano un quarto d'ora e poco più alla fine di questa partita. 3-1 per la formazione vicentina. Seregno che però ha dimostrato di essere pienamente in partita. Ora Boscaro con un passaggio, affretta il passaggio per l'avvicinarsi repentino da parte di Febo, e la sua pressione ha portato a una pallina persa, perché la pressione portata da Febo su Boscaro ha dovuto accelerare l'esecuzione del passaggio, gli è uscita abbastanza male e quindi sfera fuori e Seregno con il possesso. E dunque adesso però è Tognetti che scippa questa sfera a base del palo, porta vuota e gol da parte di Jacopo Reniero. L'aveva detto Carlo Bertinato che era il momento di fare gol, e qui contropiede palo e poi è rifinito molto bene a Jacopo Reniero. Non era facile perché Reggio era comunque a copertura della porta, no, era comunque mezzo girato perché la pallina gli era dietro la schiena, e quindi la palla ha colpito il palo e poi è tornata. In realtà c'è anche una buona dose di fortuna perché ha colpito il palo e poi è tornata sulla stecca di Reniero con Reggio girato dall'altra parte. Quindi nei 4-1 del Trissino che torna ad avere 3 reti di vantaggio. Febo, finta molto bella e poi gran conclusione, la spizzata di Velasquez che ama questo tipo di giocate. Ora Francesco Tognetti, punta centrale, Tognetti ancora, bravissimo Reggio, e poi Andrea Tognetti, conclusione, deviazione di Lazzari, palla fuori. 14 alla fine. Qui bistecca Maurizio Bolteni a recuperare pallina, c'è Ciambetti, poi scivola Tognetti, ma è bravo a recuperare questa pallina, e poi Andrea Tognetti che in caduta riesce a servire Ceretta. Francesco Tognetti apre di prima la pallina che esce, e quindi c'è Reggio che va ad asciugare la maschera. Il Trissino avanti 10-3 sul Forte, Novara 7-5 sulla FP. Insomma, partite poi combattutissime nella Serie A1. L'altra partita di Coppa Italia di A2, Role Bassano tiene, che è una partita fra due ottime squadre, 3-2 con doppietta di Ettore Barbiere, gol di Pelva, e del tiene con Sato e Poli. Ceretta Tognetti. Ora
Ceretta, bravo a una Veronica a servire Andrea Tognetti e Francesco. Qui si alza Gioele Lazzari, adesso molto larghi i ragazzi del Trissio. E Filippo Ciambetti su Colombo, schierato ancora il ragazzino 2011, nettamente il più giovane di tutti eventi, tra tutti gli eventi contendenti. Ciambetti di prima cerca Tognetti sul secondo palo, ancora Ciambetti si ferma e poi Colombo prova uno contro tutti. Comunque ha il coraggio il ragazzo, il 14, insomma, come i suoi anni. Tognetti finta centrale e poi bravo Febbo a metterci la stecca. Velasquez non riesce a trovare il momento per andare a tirare. Ora Ceretta spostato, ma la pallina corre verso l'angolo. Deve arrivare in anticipo Francesco Tognetti, Ciambetti a sventagliare sulla sponda di destra, ancora Ciambetti per Andrea Tognetti. Dai vai con il gemello e poi la conclusione invece non gli riesce. Lazzari un po' stanco, alza la testa e prova a trovare della verticalità verso Velasquez. Ora c'era Velasquez che spiegava a Colombo chi dovesse prendere sul secondo palo. C'era lì Velasquez, gli spiegava a Colombo, gli ha proprio indicato il dito su chi dovesse andare, in questo caso a Ceretta. Qua bravissimo Febbo, davvero bravo contro Tognetti. Ancora Febbo che riesce a fare possesso. Va da Lazzari, Lazzari sul rovescio. Santiago Velasquez non può dare la linea di passaggio, Lazzari fa protezione. Lazzari sempre a giocare dietro la porta, ma riesce nel suo intento, cioè quello di schiacciare gli avversari, poi non trova la pallina e va a lottare con Andrea Tognetti. Grande energia da parte di Gioele Lazzari, in mezzo a tre recupera ancora la palla Gioele Lazzari e quindi Seregno che resta in zona offensiva con l'argentino Santiago Velasquez. Quindi costruire in campo, casca addosso a Fleraminio, Re Flaminio che si rialza subito. Per fortuna niente di Eccolo qua Santiago Velasquez che va a scusarsi col portiere. Dopo l'avete visto la sua carezza sulla mano, avete taglia, poi arriva proprio addosso, frana proprio contro l'avversario e dunque 10 minuti alla fine della partita, 4-1. Ora Ciambetti per Tognetti, ancora Andrea Tognetti attaccato da Marco Tremolada, va Santiago Velasquez a chiudere, poi Tessarolo parte sulla laterale di sinistra, scende e tira, e la grandissima parata di Flaminio. C'era il tiro Tex da quella parte, sinistra, qualche gol l'anno scorso importante, quello del 3-2 in casa del Roller Bassano per Tessarolo, e qui avete fatto vedere che si ha spazio in corsa in diagonale del ragazzo classe 2004 numero 7 Ricky Tessarolo, uno degli altri prodotti che ha migliorato tantissimo in casa Seregno. Qui Ciambetti, lettura perfetta, poi Febbo entra un po' con scomposto
palla fuori e palla per il Trissino. Reniero e Andrea Tognetti. Tutta fortuna che poi lascia lì una pallina a Colombo che contro 4 avversari Colombo non ha chance. Febo va dritto sull'avversario, fallo di squadra evidente del 33. Poi Luca Fortuna che non riesce a girarsi e a concludere. Un po' stanco anche il Seregno, perché davvero quando mancano 2 giocatori si hanno tantissimi minuti a disposizione. Febo pressato, Tessarolo si stava aprendo per la linea di passaggio, poi non si può togliere dal parquet Febo che è fermo per rialzarsi, la palla lo colpisce, però c'è la totale involontarietà da parte del giocatore. Ora Reniero, palla sotto gamba, molto bravo, bravo Reggio a parare. Lottano Tremolada e Andrea Tognetti con l'aggancio da parte del 33. Ora Fortuna, Tessarolo lo anticipa, poi arriva Ciambetti che va ancora da Fortuna. Di posizione col gambale Reggio, chiude lo specchio. Tessarolo prova ad andare da Febo, adesso la stanchezza si vede anche, c'è maggior freschezza tra i giocatori del Seregno. Il problema del Seregno è che mercoledì con il Valdagno sarà la stessa identica cosa, perché mancheranno ancora Vaghi e Fiazza. Ora vediamo Reniero e Colombo che riesce ad uscire in qualche modo. Tessarolo con bravo Luca Fortuna, scusate, Ciambetti che si guadagna l'8º fallo di squadra. Gran traversa da parte di Reniero, conclusione potentissima, traversa di Reniero. Febo per Tremolada, qua Flaminio molto bravo sulla conclusione al volo di Marco Tremolada, bravissimo, bravissimo Ray Flaminio. Sei e 40 alla fine. Fallo di squadra numero 8. 9, scusate, 9, si accende la torretta. Russa, attenzione perché Febo deve recuperare la stecca, la pallina riesce a recuperare la stecca ma non la pallina. Di là ha dimenticato Ciambetti che ha avuto una grande intuizione, ma Febo è bravissimo, scusate, chiedo scusa, Reggio è bravissimo ad uscire e anticipare. Ora Febo bravo a intervenire e anticipare Tognetti. Tremolada non riesce a intuirne la direzione. Reggio rifinisce il recupero per Tessarolo. 5:40 alla fine. Colombo bravo da ultimo uomo contro Fortuna che poi esce a un 2-0. Fortuna, Ciambetti e poi Reggio con la parata del secolo, un distinto col guantone sinistro. Davvero bella questa, molto bella questa, perché era un contropiede, tra l'altro 2-0, insomma condotto anche molto bene. Ora Fortuna gira dietro porta, poi non riesce a riesce a concludere ma non c'entra la porta di Reggio. Conclusione da lontano
Reggio ancora 2 volte, 3, poi il gol, la palla alta di Reniero. Palla alta di Reniero. Mi fa rivedere quella parata per piacere Matteo. Davvero importante, guardate, 1, 2 e poi col guantone, spettacolo. Davvero, falla rivedere per favore Matteo ancora, non so se è un rally ti riesci. Guardate, lui è chiuso, poi è praticamente con tutto il corpo sulla destra, si rialza con un colpo di reni pazzesco, bravissimo, bravissimo davvero Leonardo Reggio. Qui c'era Filippo Ciambetti a terra nell'angolo. Non ho visto cosa è successo. Il carattere di Ciambetti, insomma, lo conosciamo. Pausa lunga che comunque un pochino può favorire il recupero di un Seregno veramente molto stanco. Uscito Bistecca, Molteni, si può ripartire con all'angolo Tessarolo e Lazzari, Tremolada e Duroni, è entrato anche lui nel Seregno. E dunque attenzione a Duroni che prova ad andare via a Ciambetti con una giocata, però ne nasce un 3 contro 2 e ancora Febbo Reggio riesce nella gran parata. Tessarolo che non riesce a trovare la pallina, poi Lazzari lotta contro Boscaro, cade Boscaro, fallo di squadra contro Lazzari e quindi punizione, sesto fallo del Trissino contro i 9 del Seregno che ha la stop lamp, la red lamp accesa. Allora Marco Tremolada lascia lì la pallina, non riesce ad addomesticarla e andare in verticale e dunque Trissino che può andare di là. 3,50, 4-1, Seregno che comunque per molti aspetti molto positivo, è una stagione questa insomma così, dove quando non si hanno poi due giocatori chiave come Fiazza e Vaghi. Qua Duroni lanciato in un testa a testa, Re Flaminio nega il gol a Duroni. Bravissimo Andrea Duroni. Rovescio da lontano di Lazzari che favorisce Boscaro, poi Boscaro per Ceretta, Tessarolo recupera un'altra pallina, molto bravo, gran carattere Riccardo Tessarolo, davvero. Tessarolo riesce ad addomesticare la sfera, prova ad andare via in mezzo a due tra Francesco Tognetti e Ceretta, pallina di Ceretta per Francesco Tognetti, un pelo lunga, ma c'è come sempre a fare buona guardia sulla linea di metà pista Filippo Ciambetti. Di là però parte Boscaro e lascia lì la pallina. Ancora Ceretta. Gran parata di Leonardo Reggio. Qui Marco Tremolada ha una mano, molto bravo a concludere per Redo Flavio. Attenzione che testa a testa ancora Tremolada, il gancio e gran gol di Marco Tremolada, molto bravo davanti a Re Flaminio e l'1 contro 1, portiere agilissimo, bravissimo. Guardate là
recupero è molto importante. La finta di andare a sinistra e a destra con una mano. Gran giocata di Marco Tremolada del 4-2 che rimette anche un po' di onore così nel punteggio al Seregno, mentre entra Jacopo Reniero, esce un sempre positivo Filippo Ciambetti, uno che secondo me ha un destino scritto perché è davvero un giocatore di rara intelligenza. Se pensate che insomma è un 2010, gioca con questa capacità di lettura non comune. Ora Francesco Tognetti e Reniero con Boscaro e Andrea Tognetti. E dunque mentre il Trissino A ha vinto a Forte dei Marmi 10-4, punteggio pesante. E ora qua Andrea Tognetti, il 9, parte, si accentra. Va da solo. Io credo qualche volta di aver confuso Andrea e Francesco, io chiedo scusa. Gemelli, al di là del numero ovviamente posso essere dato in confusione, quindi chiedo scusa a chi a casa ha seguito. Non ho visto qui papà Tognetti, che sapete personaggio cheistico d'eccellenza, e quindi chiedo scusa se era a casa ha lavorato la partita e ho confuso i figli. Ora Tessarolo e il recupero molto buono da parte di Andrea per Boscaro. 80 secondi alla fine, Seregno che attenzione ha una pallina buona, Marco Tremolada, e poi la giocata di Francesco per Boscaro. Attenzione ancora Francesco Tognetti per Andrea, ma grande Reggio questa sera, davvero serata molto importante per un ragazzo che insomma l'anno scorso ha diviso la Serie A2, è un classe 2005. Attenzione a Duroni e Reggio ha 10° fallo adesso, fischiato contro il Seregno, e direi che arriverà anche un secondo giallo alla panchina e quindi un cartellino rosso a Luca Giaroni a 55 secondi dalla fine. Io poi ci chiedono perché questo sport non decolli, e davvero la risposta la trovate nelle pieghe di questa partita, e non ha né la maglia blu del Trissino né quella bianca verde del Seregno. Davvero resto così basito. Due squadre che secondo me avessero giocato senza arbitro avrebbero dato lo stesso vita a un grande spettacolo, perché hanno giocato una gran partita entrambe. Non c'è stato un solo atleta di tutti quelli schierati, e hanno giocato praticamente tutti tranne i secondi portieri e Dolanaro purtroppo, e quindi davvero dai 7:40 Jacopo Reniero contro Reggio, bravissimo, reattivissimo, ancora Reggio, molto reattivo Reggio. E dunque Tessarolo che non trova la linea di passaggio, ancora Tessarolo e Marco Tremolada, ancora Tremolada che trova la pallina che resta lì, e Duroni per poco, attenzione perché Tessarolo recupera l'11ª pallina, deve rifugiarsi in tribuna Reniero. E qua un altro cartellino per Tremolada, che questa volta sarà giallo. Ancora un altro cartellino e ale. Il problema è che poi va a finire che si nervosiscono i giocatori quando gli errori sono tanti, e soprattutto poi sono ragazzi giovani che ovviamente da parte degli arbitri si sa, in tutti gli sport del mondo conta la caratura, la personalità, quindi una parola detta da un giocatore di un certo calibro viene valutata in un certo modo, detta da un ragazzo del 2004 in un altro. Resta il fatto che avete visto, che potete così commentare anche voi. Uh, 27 secondi alla fine, quindi blu a Tremolada, giocherà in 3 il Seregno.
Trissino che va di là con Francesco Tognetti, questa pallina per Boscaro. Lazzari prova a far correre Velasquez ma non riesce, e quindi c'è ancora Tognetti e ancora un ottimo reggio. Adesso il Seregno però Velasquez non rientra, il Seregno che è 3 contro 1, Boscaro, e arriva il gol poi del 5-2. Io la firmo su questo gol, la darei a Fermi piuttosto che a Tognetti. E arriva il gol dunque di mi fa rivedere perché ho perso il numero. 11 dentro e arriva il gol, sì, del numero 7 Jacopo Reniero, è lui che segna il 5-2 conclusivo di questa partita, che il Trissino vince, doppietta di Reniero, gol di Boscaro, Filippo Ciambetti e Andrea Tognetti, Velasquez e Marco Tremolada per il Trissino. Noi ci vediamo mercoledì per la partita tra il Seregno e il Valdagno. Buona serata a tutti.